il FAI, dopo le giornate FAI di primavera, ci chiede di impegnarci in quel modo in occasione di un evento sempre nazionale ma autunnale, nelle giornate FAI d'autunno. Sono sempre giornate di raccolta fondi, una raccolta a favore e a sostegno della Fondazione. Queste giornate FAI, quelle di autunno, sono leggermente diverse da quelle di primavera perché l'organizzazione, l'aspetto appunto organizzativo è demandato ai giovani della delegazione, cioè il gruppo FAI Giovani, con il tema generale, che è il tema nazionale del FAI, cioè l'acqua, la salvaguardia dell'acqua. Con questo tema, in modo diverso, apriremo dei siti universitari e dei siti archeologici. Siti universitari che però saranno aperti non nel modo tradizionale, ma andremo a scoprire delle collezioni, dei reperti museali assolutamente inediti. Venite in occasione delle giornate FAI, venite sabato e domenica. Ricordo che i palazzi universitari saranno aperti solo sabato, tranne la scuola superiore di Catania, cioè Villa San Saverio, che sarà aperta sabato e domenica, mentre invece i siti archeologici, vale a dire le terme, sempre in relazione al tema dell'acqua, saranno aperti sabato e domenica. Vi aspettiamo. Sono siti che sono stati aperti in virtù di un fil rouge, di un filo conduttore che li lega insieme. Il percorso si chiama Sorgiva, dalle fonti del benessere alle fonti del sapere. Ciò perché? Perché il FAI nazionale chiede a tutti i gruppi giovani di Catania di aprire, di organizzare delle aperture che avessero in maniera diretta o indiretta un filo diretto di rapporto, chiaramente tematico, filologico o contestualizzato con l'acqua, e questo appunto ci ha permesso di poter sfruttare la natura stessa della nostra città, ossia Catania, attraverso l'apertura dei siti termali. Catania infatti nel periodo greco fu scelta dai greci, dai calcidesi, proprio perché era caratterizzata dalla presenza di tante sorgive, e da queste sorgive poi, quando ai greci si sono susseguiti i romani, chiaramente sono state costruite dei siti termali proprio su queste sorgive. Nel video è una visione mia personale che è stata poi sposata da professionisti, ricordo Daniele Di Mauro, il regista, Stefania Di Mauro, la performer, Antonio Ciravolo invece il compositore e musicista, che hanno appunto apprezzato questa idea iniziale di immaginare un po' chiaramente la città sotto forma di personificazione di questa danzatrice che anima i luoghi che noi apriremo. Quindi è una città che da anziana si risveglia in una sorta di flashback, quindi di timing al passato, ricorda i suoi luoghi romani per passare poi a quelli aragonesi, per giungere a quelli del Novecento e risvegliarsi bambina e restituire a noi il testimone di questa bellezza. In questa occasione noi apriremo alcune delle nostre strutture, sono appunto qui il Palazzo del Rettorato, Villa Zingalitetto, le collezioni di Scienze della Terra al Palazzo Marescotti e la Scuola Superiore di Catania. E abbiamo naturalmente condiviso assolutamente con piacere l'apertura di queste strutture, così come continueremo a fare nel seguito, perché condividiamo gli obiettivi del FAI, che sono naturalmente quelli di conservare, tutelare, di valorizzare e rendere fruibili a tutta la città le bellezze della nostra università. Chi è speso? Ma diciamo che non poteva che essere altrimenti, in quanto la missione e il ruolo dei poli museali, dei poli regionali di recente diciamo, costituzione afferiscono proprio alla identità, insomma, che l'assessorato ha voluto dare, ha voluto connotare, insomma, proprio ai poli regionali, che è quello della valorizzazione. Valorizzare è un sistema, non può che avvenire in un sistema integrato, quindi siamo perfettamente a nostro agio cercando di portare avanti proprio la missione per cui siamo stati chiamati a partecipare.
Catania è una città a vocazione turistica, è sempre piena di turisti, sempre più. Dico, questa amministrazione sta lavorando in tal senso e quindi una giornata come quella del FAI, che chiaramente ricordo anche ai cittadini, che proprio dà la possibilità di accesso ai tanti siti che magari rimangono chiusi durante l'anno, quindi la possibilità di entrare, di guardare, di poter verificare con i propri occhi le bellezze della nostra città. Catania ne offre tantissime, quindi noi partecipiamo con grande senso di spirito di partecipazione, anche perché la cultura è bene comune e soprattutto una società senza cultura rimane una giungla, quindi chiaramente noi dobbiamo lavorare sempre anche con l'università, ma con l'associazione FAI e tutti coloro che ritengono che la cultura è importante e strategica per la società stessa. Dobbiamo percorrere un percorso insieme. L'apprendista Cicerone si occupa di far vedere magari luoghi sconosciuti e guidare magari turisti o anche persone della città a vedere questi luoghi sconosciuti che magari non conosciamo. Ci passiamo magari 1000 volte con la macchina, ma non sappiamo realmente che cosa servono. Una cosa molto bella dell'apprendista Cicerone è che sei tu che parli e quindi la gente è molto attenta a guardare te. Per esempio io l'anno scorso l'ho fatto ai Benedettini, ho spiegato molto ed è molto difficile parlare davanti a un sacco di persone ed è molto bello perché tu spieghi e la gente è molto curiosa, attenta e niente, questo. Beh, ovviamente ci dà delle belle sensazioni perché comunque questa esperienza ci aiuta ad amare di più la nostra terra, no? Quindi diciamo che siamo turisti in una terra in cui viviamo, soprattutto noi che comunque abbiamo scelto un settore che parla esclusivamente del turismo, vedremo nel nostro futuro appunto quello che sarà il turismo, quindi se non la conosciamo noi questo settore come faremo a far amare la nostra terra agli altri.